L'Europa deve essere al fianco degli agricoltori, ma mi lascia aggiungere al fianco dell'agricoltura vera, di chi non deve inventarsi l'agricoltura, di territori come il Veneto che producono 350 prodotti tipici con un PIL di 6 miliardi di euro, l'Italia che ha 4.500 prodotti tipici e non certo chi l'agricoltura non ce l'ha e si inventa soluzioni come quella di consumare insetti piuttosto che dire che il vino fa male. Io ritengo che dietro ad ogni prodotto, qualsiasi esso sia, c'è sempre una persona, quindi quello che quella persona ci mette nella coltivazione del prodotto, nella creazione del prodotto e della sua commercializzazione. Quindi dietro al prodotto in sé ci sono sempre delle persone, i loro valori e la tradizione che continuano a coltivare di anno in anno. L'anno scorso siamo ripartiti dopo il periodo Covid con un'edizione fatta in un periodo inusuale, aprile, visto che il contesto epidemiologico non era ancora certo. Quest'anno ritorniamo a quelle che sono le edizioni pre-Covid, quindi alla tradizione storica di marzo, e anche i numeri degli espositori ci dicono che siamo tornati a pieno in quella che è la vera e propria antica fiera di Godega. Banca per Epis in Viaggio è oggi qua presente alla fiera di Godega e dobbiamo ringraziare di questo l'amministrazione comunale. Ieri sera, mentre passavo qua che stavano così allestendo gli stand, devo dire che non ho visto la preparazione di una fiera, ma ho visto una comunità che lavorava alla preparazione di una fiera, e per noi Banca per Epis in Viaggio è importantissimo e ringraziamo di questo il fatto di essere qua oggi e essere entrati a far parte di questa comunità. Questa riforma, che riguarderà appunto la PAC a partire dal 2023 fino al 2027, ha cambiato un po' l'ottica di fondo. Non ci saranno più finanziamenti a pioggia, ma tutta la parte di integrazione al reddito avrà come caratteristica specifica il fatto di andare a premiare determinati comportamenti che le imprese metteranno in campo. Per esempio nella zootecnia ci saranno i famosi ecoschemi che in qualche maniera daranno più spazio a quelle che sono le imprese che avranno maggiore attenzione alla gestione dei farmaci, degli antibiotici, piuttosto che al benessere animale.